Allora ormai i dati sono quasi definitivi, posso chiamarla signor Sindaco? Se è così, è vero che dovremmo aspettare la proclamazione, ma insomma mi sembra che ci sia una ragionevole certezza. Si aspettava un risultato di questo genere, tutti temevano l'effetto Brunetta, c'è stato invece un effetto Orsoni. Questo mi riempie d'orgoglio, che me lo aspettassi forse è troppo, certamente ci speravo. È un po' la vittoria della politica parlata rispetto a quella urlata. Sì, io credo che sia la vittoria di chi vuole riportare la politica nei suoi giusti binari, e cioè del confronto sulle cose concrete piuttosto che sugli annunci e sugli slogan. Di lavoro qua ce ne sarà molto da fare in questi 5 anni. Quali saranno le sue priorità? Credo che un comune come Venezia impegni moltissimo, di cose da fare, le ho già dette in campagna elettorale, ci si dovrà impegnare a rimettere ad approvare il nuovo piano di assetto del territorio, è una delle priorità. Poi soprattutto ci si dovrà occupare di tante piccole cose che vanno dall'amministrazione ordinaria della città e soprattutto poi il tema della mobilità, e del turismo e della cultura sono i temi più rilevanti. Per chiudere, qual è stato il fattore vincente di questa campagna elettorale secondo lei? Ma il fattore vincente credo sia stato quello di imporre un po' il mio modo di affrontare le cose, cioè un modo sereno, concreto, senza urlate, in modo da portare anche gli avversari su un terreno di confronto serio. Con Brunetta vi siete già sentiti? Sì, Brunetta è stato così gentile da chiamarmi e farmi i complimenti.